Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli e, se sei tifoso del Napoli, preparati. Perché quello che sta succedendo dietro le quinte potrebbe cambiare completamente il destino del nostro club. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento bollente. Di quelli che fanno battere il cuore più forte e tenere gli occhi incollati allo schermo. Come sempre, il nostro impegno è portarvi le notizie più fresche e rilevanti. Con la credibilità e la passione di chi vive il Napoli da vicino. Prima di immergerci in questo argomento elettrizzante, lascia subito un like e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Oggi, qualcosa di grandioso si sta preparando nei corridoi del Napoli. E le voci che circolano indicano che potrebbe essere un movimento storico per il futuro della squadra. Secondo le informazioni rivelate da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky, il nuovo nome sulla lista del Napoli per l'attacco è Bril Embolo, attaccante svizzero di 27 anni che attualmente milita nel Monaco. Il club azzurro è alla ricerca di un sostituto per Romelu Lukaku, che resterà fermo circa 3 mesi a causa di un grave infortunio che potrebbe persino richiedere un intervento chirurgico. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già sondato diversi giocatori come Džlund, Vlahović, Krstović e Pinamonti. Ma, fino a questo momento, nessuna trattativa è avanzata concretamente. Ora Embolo appare come un'alternativa seria, considerato un profilo in grado di offrire forza fisica, esperienza e capacità realizzativa. Caratteristiche che si sposano perfettamente con lo stile richiesto da Antonio Conte per mantenere l'attacco competitivo in questo inizio di stagione. E adesso vogliamo sentire voi, tifosi azzurri. Embolo sarebbe il rinforzo ideale per prendere il posto di Lukaku in questo momento decisivo oppure il club dovrebbe puntare su un altro nome? Commentate qui sotto e, se vi è piaciuto questo aggiornamento, non dimenticate di sostenere il nostro lavoro lasciando un super thanks per continuare a portarvi le notizie più calde sul nostro amato club.